Bentrovati amici, oggi parliamo di conflitti familiari e dei diritti dei papà separati. Si sa, quando c'è una coppia che va in crisi, quando si arriva a una separazione, anche un divorzio, sono tantissime le dinamiche che si scatenano. Alcune sono prettamente giuridiche, altre attengono alla sfera psicologica e affettiva. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Con me l'avvocato Elena Cassella. Grazie per essere qui con noi. È collegato, abbiamo un avvocato, anche lui, Francesco Navarria, che è presidente dell'associazione Pater Familias, e abbiamo una psicologa, psicoterapeuta, didatta e supervisore presso l'Istituto Gestalt d'Italia, Silvia Alaimov. Ben trovata dottoressa, grazie per essere qui con noi per fare un ragionamento su tutto quello che si scatena quando in una famiglia le cose non tornano, nel senso che gli affetti, i rapporti si sgretolano e a volte si arriva a situazioni così conflittuali che veramente bisogna fare ricorso, soprattutto quando ci sono dei figli minori, a una terapia a volte di gruppo, a volte individuale. Avvocato Elena Cassella. Allora, quali sono i diritti negati in questo momento ai papà? Perché si affronta spesso la tematica dal punto di vista femminile, delle donne che non ricevono gli assegni da parte del marito, di questi mariti che magari diventano assenti nel momento in cui c'è un divorzio, una separazione, però a volte la frittata si ribalta. Ci sono degli uomini invece che si trovano in difficoltà con l'ex moglie. Dunque, i diritti, quali sono i diritti negati? Io più che di diritti, intanto vediamo di dare un dato interessante, perché in Italia si diventa padre sempre più tardi. Sì. Noi siamo in fanalino di coda alla Francia e alla Germania, perché rispetto a 10 anni fa si diventava padri a 23 anni, ora la media è 33-38 anni in media, e questo già è un dato interessante anche ai fini della configurazione, anzi dell'esercizio del diritto del padre. Poi un dato importante è questo: non è che i diritti dei padri non esistono, perché le leggi ci sono. Il punto è di doverle applicare come si deve e soprattutto in maniera organica, anche perché bisogna adeguare l'esercizio di questi diritti ad una figura paterna che è assai cambiata, perché se noi soltanto pensiamo che subito dopo, allora prima la figura del padre era una figura dedicata soltanto al lavoro e al mantenimento della famiglia. E al mantenimento della famiglia. Se noi già pensiamo, addirittura, lo dirà la psicologa anche, si parlava di un assente inaccettabile. Alcuni psicologi già nel secondo dopoguerra parlavano di un padre come una figura assente, inaccettabile, assente perché era sempre più estromesso dal nucleo familiare, dedicandosi sempre di più al lavoro, a cui dedicava il 70-80% del suo tempo, e inaccettabile perché la società era monca. Subito dopo e via via la figura del padre è cambiata, perché il padre, tanto che oggi tanti filosofi, anche tanti psicologi parlano di un recupero della figura paterna. Perché? Perché comunque il padre, soprattutto dopo il Covid, dà sempre più spazio alla famiglia, non a discapito di un lavoro, ma esercitando il lavoro in maniera diversa. Pensiamo che molti padri si mettono dopo il lockdown, hanno sicuramente esercitato il loro lavoro a casa. Perché? Perché hanno maggiore consapevolezza del loro ruolo paterno e anche forse maggiore voglia di stare e di dedicarsi alla famiglia. Quindi io credo che più che di diritti negati è di diciamo raggiungere o comunque esercitare e realizzare questi diritti, e mi permetto di dire che l'esercizio e la realizzazione di questi diritti, che sulla carta esistono, devono essere comunque realizzati in due, perché appunto la legge del 2006 parla di bigenitorialità, cioè di un affido condiviso, e l'affido condiviso è un affido che deve essere appunto esercitato congiuntamente, non disgiuntamente. Esatto. Avvocato Navarria, e allora questo affido condiviso funziona nella maggior parte dei casi?
L- bisogna arrivarci all'affido condiviso. Guardi, lei come sa, io sono il presidente di un'associazione, Padre Familias, rappresentiamo questo tipo di problemi. Il problema più grosso che riscontriamo oggi è un problema culturale in Italia. È un problema culturale e quindi come tale poi si manifesta in tutti i vari settori, da quello giudiziario a quello sociale e qualsiasi altro tipo. Succede molto più spesso, questo è colpa del sistema giudiziario, colpa della mia categoria, colpa del genitore che presenta delle false accuse al coniuge, che prima di arrivare a un affido condiviso, che sarebbe auspicabile, vi è addirittura una falsa accusa magari di violenza, e questo comporta la perdita del rapporto tra padre e figlio. E questo lo diciamo noi a tutela del figlio, non a tutela del padre. Attenzione, il padre certamente va tutelato a questo diritto, però un figlio che si vede allontanare un padre, in molti casi ingiustamente diventa un vero problema. E il problema è culturale perché, vedete, vi faccio un esempio, vi è stata da poco la festa della donna, e la festa non è più la festa della donna, la festa ormai è diventata in Italia la criminalizzazione dell'uomo. È diventata come tale. Io ho visto pochi festeggiamenti che hanno voluto sottolineare la bellezza della donna, la straordinarietà delle capacità delle donne, che ha certamente migliorato il nostro sistema lavorativo, sociale di ogni tipo. Ne ho sentite poco di queste manifestazioni. Io più che altro ho sentito parlare di violenza degli uomini durante quella giornata là. Vabbè, perché Guardate, in sono Italia ci sono fenomeni 64 che casi. chiaramente la cronaca spesso ci porta veramente a parlare come dire, fatti di cronaca veramente eclatanti, per cui è normale. Ma io andrei dalla dottoressa Laimo. Abbiamo parlato appunto di situazioni conflittuali, di genitori che non vanno d'accordo, dove si arriva addirittura, come stava specificando l'avvocato Navarria, addirittura di false accuse nei confronti del coniuge. Ecco, in questo contesto così conflittuale cosa accade soprattutto ai figli? Perché anche l'avvocato Navarria diceva noi non siamo qui per parlare dei diritti dei papà, ma soprattutto dei diritti dei figli ad avere una vita serena, tranquilla, che possa svolgersi anche serenamente, anche se con due genitori che non stanno più insieme. Sì, purtroppo nelle separazioni conflittuali il dolore ricade sui figli, che spesso si vedono costretti a schierarsi talvolta con un genitore o con l'altro, cosa che i figli non desiderano assolutamente. È chiaro che ci sono casi in cui la separazione è necessaria, e quando c'è un clima così teso in famiglia, a volte i figli tirano anche un sospiro di sollievo. Quindi il vero problema non è tanto la separazione quanto la gestione del conflitto. Ci sono dei criteri importanti perché una separazione venga definita conflittuale, che sono appunto la persistenza, quando il conflitto si prolunga nel tempo o addirittura risale anche ai primi tempi dell'unione coniugale, la pervasività, lì dove appunto i coniugi non si mettono d'accordo su nessun aspetto decisionale relativo alla vita del figlio, dalle cose più importanti come la scelta della scuola o uno sport alle cose più banali, più quotidiane, così come anche l'intensità è un altro criterio che ha a che fare con un'alta conflittualità all'interno della separazione, relativa proprio all'aggressività, alla violenza verbale, alla svalutazione dell'altro genitore, cosa che reca una grande sofferenza ai figli, che appunto non chiedono di schierarsi, non chiedono di essere messi all'interno di un conflitto, tecnicamente diciamo triangolati nel conflitto genitoriale, lì dove se si smette di essere coppia non si smette mai di essere genitori, e quindi se la relazione di coppia non funziona, il conflitto va vissuto dentro la coppia coniugale, ma non deve ricadere
all'interno della coppia genitoriale. Perché Certo, non si questo è facilissimo da dire, ma molto difficile quando c'è una famiglia che è andata totalmente in tilt, soprattutto dei coniugi. Allora si dovrebbe avere l'intelligenza di, ancor prima di rivolgersi a degli avvocati, a rivolgersi a una psicoterapeuta, a uno psicologo che possa gestire assieme a degli avvocati questa situazione di transizione che poi diventerà anche stabile nel momento in cui si arriva a una separazione. Sì, questo accade, a me capita tantissime volte nel mio studio di trovarmi di fronte a delle coppie che stanno decidendo di separarsi o sono in procinto di, e quindi chiedono un aiuto intanto ad elaborare la loro separazione, perché spesso la conflittualità arriva o diventa più aspra quando non si elabora il senso di perdita o di fine di una relazione di coppia, dove lo scopo non è tanto arrivare ad avere torto o ragione, questo è scontato, però non accade poi, ma prendersi le proprie responsabilità sulla fine di una relazione e gestire però al meglio l'aspetto conflittuale, che è inevitabile, anche minimo ma c'è, e di non farlo ricadere sui figli, questo assolutamente. Per cui elaborarsi la fine di una relazione. Grazie, intanto vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 74 55 005, con un messaggio potete rivolgere una domanda agli ospiti della trasmissione, e ne è già arrivata una di un signore che ci scrive che è separato da 14 anni, ha l'affidamento assoluto delle sue figlie, perché la madre dice non si è mai occupata di loro, almeno lui così scrive. Adesso però questa donna pare stia creando dei problemi a far ottenere il divorzio a questo signore che ci sta scrivendo. Dice: abbiamo mandato delle raccomandate, sono tutte tornate indietro e non si è fatta trovare nemmeno dall'ufficiale giudiziario. Ci chiede se c'è un modo più veloce per ottenere il divorzio. Chi risponde? No, non c'è un modo per ottenere il divorzio se non per adendo l'autorità giudiziaria. Sicuramente il signore che sta chiamando ha un problema di reperibilità della signora. Della moglie. Teniamo conto che oggi lui ha avuto un affido, sicuramente lui dice assoluto, voleva dire forse super esclusivo, e i tribunali in questo momento applicano, devo dire che ci sono dei giudici e dei tribunali in generale anche più aperti rispetto a prima. Il problema fondamentale dell'affido condiviso è che in realtà poi è vero che c'è un affido condiviso, cioè un esercizio della responsabilità genitoriale che fa capo al padre e alla madre, ma il problema è che oggi forse la criticità è che nella legge sull'affido condiviso si è lasciato troppo margine alla interpretazione, cioè non esistono dei criteri per esempio di determinazione certi in merito all'ammontare, quindi alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento. Non esistono per esempio degli orientamenti più tra tribunale e tribunale, addirittura prima c'era un orientamento del Tribunale di Catania o del Tribunale di Roma. Oggi la legge, il testo della legge è tale per cui anche ogni giudice fa ed emette il suo provvedimento, perché viene lasciata molta discrezionalità caso per caso, il che va bene. Probabilmente ci vorrebbero dei punti di maggiore certezza, di maggiore riferimento. Uno per tutti sui quali c'è un contenzioso altissimo è per esempio la elencazione delle spese straordinarie. Il nostro tribunale è intervenuto facendo un protocollo nel 2018 e quindi individuando quali sono le spese straordinarie. C'è anche un Consiglio Nazionale Forense che le ha altresì individuate, ma ancora secondo me forse le persone, i genitori hanno bisogno di essere maggiormente accompagnati. Questo perché accade che spesso il genitore onerato di pagare l'assegno di mantenimento e dunque le spese straordinarie all'altro genitore, purtroppo, ahimè, ancora oggi nel 70% dei casi è il padre, perché i tribunali è vero che affidano i minori ad entrambi i genitori, ma regolano il rapporto tra padre
e figli come se fossimo ai tempi dell'affido esclusivo. Addirittura, mi dispiace dirlo, in alcuni provvedimenti non di Catania ma di altre parti d'Italia io leggo ancora il diritto di visita, cioè il bambino, la bambina viene collocato prevalentemente presso la mamma con la possibilità del padre di visitare il minore. Comprendiamo bene che, voglio dire, non è proprio così, bisognerebbe perché adeguare anche il linguaggio ai tempi moderni, quindi è un padre che sicuramente ha dei diritti, ma se ha il diritto di frequentare il minore e viene in qualche modo ingabbiato in una calendarizzazione che per carità va bene, ma c'è una parte che si sente forte, che è la madre, che in alcuni casi ha un assegno di mantenimento, ha il bambino collocato presso di sé e può farlo vedere questo bambino, ma ovviamente poi è anche importante la volontà di questo bambino, e soprattutto un punto dolente è la casa coniugale, perché spesso, anzi nella maggior parte dei casi, perché lo prevede la legge, c'è un padre che è costretto ad andare via dalla casa coniugale perché la legge prevede che la casa coniugale va assegnata al genitore appunto collocatario del minore, in quanto è assegnato per l'interesse del minore. E molto spesso è la donna, quasi sempre. E fino a oggi sì, devo dire che al Tribunale di Catania sono abbastanza aperti e moderni a questo punto di vista, e quindi si sono adeguati ai tempi, però la strada è molto lunga, perché abbiamo un padre o comunque un uomo che ha uno stipendio di 1.500-1.800 euro. Facciamo un caso pratico: 1.800 euro con un assegno di mantenimento che è minimo, e 250 se disoccupato, quindi andiamo da 250 in su, il 50% delle spese straordinarie, un assegno unico diviso alla metà, e soprattutto, ahimè, lui che deve andare via da una casa coniugale è, ecco, ricordiamolo, spesso metà del mutuo o tutto il mutuo da pagare. Bene, andiamo velocemente in pubblicità, poi rispondiamo ai diversi messaggi che stanno arrivando, quindi magari risponderemo in maniera più stringata. Pubblicità, ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando di conflitti familiari, di genitori che si separano e quindi delle conseguenze che si hanno a livello giuridico ma anche psicologico quando una famiglia in un certo senso si disgrega. Con noi l'avvocato Elena Cassella e l'avvocato Francesco Navarria, che è presidente dell'associazione Pater Familias, e la dottoressa Silvia Laimo, che è una psicologa, una psicoterapeuta, ma è anche didatta e supervisore presso l'Istituto Gestalt. Avvocato Navarria, so che come associazione state portando avanti alcune iniziative proprio per accendere un po' i riflettori su quelle che possono essere le condizioni, in alcuni casi, degli uomini, dei papà che si separano dalla moglie. Ecco, vogliamo elencarle brevemente? Ma guardi, noi siamo riusciti a sederci ufficialmente nell'Osservatorio regionale dei diritti sulla famiglia. Siamo stati appunto nominati in questo importante tavolo di riforma regionale, e in questo tavolo, che è appunto un osservatorio, cercheremo di portare avanti quelle che sono le problematiche più importanti dei padri e dei genitori separati. Ma torno a dirle, come le dicevo prima, sul rinnovamento culturale, sull'affido condiviso, quando questo, dobbiamo concentrarci su questo, è il problema principale, perché quando in quasi tutti i casi viene disposto l'affido condiviso, ma questo non significa che i tempi di permanenza sono paritari tra il papà e la mamma. Nella stragrande maggioranza dei casi il bambino viene affidato alla madre, cioè la madre, il genitore collocatario del figlio. Avvocato, la interrompo solo un secondo, perché c'è un signore che ci ha scritto, Nuccio, che invece è al contrario, lui ha l'affido, è lui che ha in affido la figlia minorenne, e dice però, si lamenta del fatto che è la moglie, la madre, che non si occupa di questa bambina. Ecco, in questi casi cosa bisogna fare? Che sia la madre che se ne disinteressa o che sia il padre? Ecco, ci sono degli strumenti dal punto di vista legislativo? Sì, questo è un caso che è un'eccezione che conferma la regola, io lo posso assicurare, perché i dati statistici sono chiari e certi. È uno dei rientrerà in 1% dei casi. E chiaramente
Chiaramente ci sono i rimedi se un genitore non si occupa del figlio, se non se ne occupa economicamente, se non se ne occupa moralmente. Ci sono i mezzi sia in campo penale sia in campo civile a seconda del reato che viene integrato. Io mi occupo personalmente di penale, di materia penale, e vi sono appunto diversi tipi di reato che possono integrarsi in campo civile, e vi è soprattutto la mancanza economica e il mancato versamento dell'assegno di mantenimento. Ecco, ci sono numerosi rimedi per far poi fronte ci a questo sono tanti tipo casi, ne stanno arrivando diversi qui, cercheremo un po' di leggere ma di rispondere velocemente se riusciamo, perché sono casi complessi quelli che anche i nostri telespettatori ci propongono. Si sta separando dalla moglie, la signora dice che i bambini devono dormire a casa con lei, quindi io posso vederli solo nel fine settimana, la casa però è di proprietà del marito. Io non ho reddito, dice questo signore, chi dovrebbe pagare il mutuo e le spese in questi casi, quando la donna rimane nella casa dell'uomo, diciamo? Ma guardi, qua i problemi sono due. Innanzitutto le posso garantire che al 90% dei casi la casa verrà affidata alla signora, questo è un dato certo, lo può dare per certo. Il secondo problema invece è che io faccio la ramanzina ai miei clienti, anche ai papà. Attenzione signori, non è perché non lavoriamo, non abbiamo soldi, allora possiamo nasconderci dietro questo discorso, perché comunque il bambino l'è messo al mondo, e quindi la logica del giudice, la logica della legge, la logica nostra è quello che comunque i soldi li deve trovare. No, non interessa, perché l'alternativa a non pagare l'assegno di mantenimento quale dovrebbe essere? Facciamo morire il bambino di fame. Quindi è certo che nel momento in cui tu hai messo al mondo una piccola creatura, i soldi li devi trovare. Anche a noi come associazione non interessa, non è che possiamo dire al nostro figlio guarda non ti compro i pannolini e l'omogenizzato perché non ho i soldi, perché l'alternativa sarebbe morire. Ma nel caso di specie le posso garantire che però quasi tutto viene posto a carico del padre, quasi tutto. Quindi non abbiamo dato, diciamo, un buon incoraggiamento a questo nostro telespettatore. Velocemente io andrei dalla dottoressa Alaimo e poi chiuderei con l'avvocato Cassella per elencare, ma proprio elencare tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo, dalla richiesta di una panchina di colore azzurro per sollevare il problema ed altro. Dottoressa Alaimo, proprio siamo in chiusura, cosa possiamo dire? Già stanno emergendo, sono emerse già tutte le problematiche relative, che sono poi spesso legate anche a questioni di denaro. Ecco, e i figli in tutto questo, e le donne che spesso si scagliano contro gli uomini contro le donne, e insomma. Allora, come dicevo prima, fa male ai figli fare la guerra, perché non serve né ai coniugi, agli ex coniugi, né ai figli. Sicuramente il vissuto poi del figlio sarà anche quello di sentirsi o colpevole della separazione dei genitori. Questi bambini a volte lo pensano o fanno sforzi immani per tenerli uniti, come se dalla impotenza acquisita reagissero con un pensiero onnipotente, come se volessero tenere il mondo sulle spalle. Quindi assolutamente la conflittualità va gestita e va chiesto aiuto sia appunto agli avvocati, a mediatori, e anche in sede di psicoterapia trovare uno spazio di elaborazione di un dolore, perché il conflitto nasce sempre da un dolore e da una sofferenza, prima dei coniugi, degli ex coniugi, e poi che ricade sui figli inevitabilmente. Quindi su tutto dovrebbe prevalere l'amore per i figli e quindi mettere da parte i rancori, le accuse vicendevoli e cercare di pensare al bene dei propri figli. Non è semplice, soprattutto quando ci sono conflitti molto forti determinati anche da caratteri diversi, da estrazioni sociali diverse. A volte ci si sposa ma non si è veramente compatibili, quindi ci si accorge poi con la convivenza che quell'unione è totalmente sbagliata. Sì, certo, la diversità, diciamo, dovrebbe essere una risorsa, diventa un boomerang talvolta, e quindi non si accoglie nella diversità dell'altro e non si ha nemmeno la capacità di reggere questa differenza, e quindi assolutamente scagliarsi contro
l'ex coniuge o svalutarlo davanti ai figli. Questa è un'altra cosa gravissima che non andrebbe fatta assolutamente, perché i figli non vogliono schierarsi, non vogliono essere triangolati e non vogliono sentirsi responsabili di un fallimento della coppia, perché loro non c'entrano niente col fallimento della coppia. Bene, mi sembrano parole fondamentali quelli della dottoressa Laimo, quindi mai accusare l'altro coniuge, perché il figlio non può prendere parte ad uno o all'altro genitore perché ama entrambi ovviamente, e poi non farli sentire responsabili di quello che accade tra i due genitori. Avvocato Cassella, proprio in chiusura vogliamo ricordare per rispondere al signore che ha chiamato prima, voglio ricordare un disegno di legge che è l'837, che è ancora in commissione al Senato, che proprio mette in luce questi problemi del signore e propone una serie di fa una serie di proposte, per esempio un aiuto per l'accesso al credito. Oppure si parla nel disegno, ma è già stato formalizzato in alcune parti d'Italia, delle cosiddetti alloggi residenziali per i separati, perché molto spesso questi padri, o comunque queste mamme, ma nella maggior parte dei casi i padri, non hanno più dove andare, quindi vanno ospiti a casa dei propri genitori, spesso anziani o comunque che non hanno una stanza dove trascorrere del tempo con i figli. Poi non dimentichiamo anche un supporto, il signore di prima ha detto, mi ha colpito, io non ho un lavoro. Se lo hanno probabilmente alcune volte lo perdono, perché la separazione, che è un vero e proprio lutto, perché è la morte del rapporto, porta anche a dei problemi psicologici. Quindi nel disegno di legge si formulano anche delle proposte che io caldeggio di supporto psicologico e anche degli interventi concreti di reinserimento lavorativo. Io però voglio dire a conclusione una cosa, come diciamo dopo 30 anni di esperienza. Io credo che, ne risentiamo perché le guerre ormai ci appartengono e le guardiamo fortunatamente in TV, questa è una guerra, la guerra tra padre e madre, è l'unica guerra in cui in genere vince qualcuno, non vince nessuno. Possono prendere, perché nessuno si sente escluso, né come avvocato, né come psicologo, né come curatore, né come magistrato, né come società scolastica, quindi accademia scolastica. Ognuno di noi deve fare la sua parte perché questa guerra o addirittura si eviti o si ricomponga e sfoci in un abbraccio familiare, complici delle leggi che non devono dividere, ma devono sempre di più invece essere precise e omogenee. Quindi io credo molto nella pratica collaborativa e soprattutto forse nella obbligatorietà di una mediazione preventiva rispetto ad un giudizio, perché quando si entra in quei tribunali purtroppo non è causa del tribunale, non è causa degli avvocati, non è causa dei magistrati e dei psicologi, ma si iniziano a fare le battaglie di principio e dal principio poi non si esce più. Quindi bene, avvocato, un monito a tutti. Mi sembra una degna conclusione. So che come Associazione Pater Familias ci sono tante iniziative per sollevare altre questioni, proprio per sensibilizzare su alcuni aspetti che riguardano appunto i genitori che si separano, ma anche i figli. Grazie quindi all'avvocato Cassella, grazie al presidente dell'Associazione Pater Familias, l'avvocato Francesco Navarria, e un caloroso e grande grazie anche alla dottoressa Silvia Alaimo, psicologa, psicoterapeuta e anche didatta e supervisore presso l'Istituto Gestalt italiano. Grazie a tutti, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.